Cari telespettatori di Toscana Sprint, con le immagini della piazza Michela Fanini di Segromigno in provincia di Lucca siamo passati alla prima tappa del giro del 24esimo Giro della Toscana donne, gara internazionale, possiamo dire un premondiale. Le atlete si preparano soprattutto in questo appuntamento per l'appuntamento di ottobre, quello che si correrà in Inghilterra a York per il campionato del mondo che aveva visto proprio anche negli anni 90 protagonista Michela Fanini in diverse occasioni. Qui c'è la chiesa di Segromigno dove viene fatta una messa in suffragio proprio di Michela Fanini. Eccole qui le immagini ancora della chiesa, eccolo qui la messa che viene fatta con la maglia della vincitrice di tappa, ovvero la maglia gialla, con tanti vediamo patron Brunello Fanini in prima posizione, lui che oltre ad essere il patron del giro legatissimo a Michela, ha voluto ovviamente omaggiare il ricordo suo di questo sport che l'ha vista protagonista, perché pochi mesi prima vediamo anche la mamma di Michela Fanini, Giulietta, che è in prima fila a ricordare la figlia. Dicevamo pochi mesi prima della scomparsa aveva vinto il Giro d'Italia delle donne. Dopo la messa siamo passati con le immagini ormai al pre-gara, tutto è pronto per questa gara di 133 km. Noi ricordiamo la gara ieri è andata alla Cubana, il prologo a Arlenis Sierra della Astana Women's Team, che indossa la maglia rosa della classifica generale, la maglia a punti sempre di Sierra Arlenis, ma la indossa in questa tappa. Qui vediamo le immagini di patron Brunello Fanini alle presentazioni, alle varie presentazioni, le premiazioni. Queste sono le premiazioni perché qui a Segromigno si svolge una gara organizzata dall'AIDO, ovvero l'Associazione Donatori di Organi, perché dobbiamo dire che Michela Fanini era una donatrice di organi e la AIDO ogni anno organizza qui a Segromigno una gara podistica in onore proprio di Michela Fanini. Ricordo qui a Segromigno in Monte tantissimo il ricordo di Michela Fanini. Dicevamo della classifica appunti, la maglia, intanto qui vediamo il ristoro che è stato allestito anche dai volontari di questa gara, una gara, ripetiamolo, internazionale, tante le vincitrici, abbiamo detto. Lo ricordiamo per l'ennesima volta, le vincitrici, e qui ancora vediamo anche l'assessore allo sport di Capannori, Lucia Micheli. Qui siamo col foglio firma con le varie atleti. Ricordiamo la classifica a punti che dovrebbe essere di Sierra Arlenis, ma la indossa la seconda, la terza classificata di ieri, ovvero la Swinkels Kartin della Alecci Pollini. La classifica dei GPM data all'Anastasia Ciursina della Big City Lubiana, la maglia verde di questa classifica speciale. La maglia invece dei giovani è stata data alla russa Maria Novodoskaya, che è arrivata seconda ieri. Qui anche vari fotografi che sono venuti qui per le foto delle varie presentazioni. Eccoli qui le atlete che stanno salendo per il foglio firma. Vari qui la maglia rosa della prima in classifica della Astana Women's Team, vincitrice del cronoprologo, Sierra Arlenis, la cubana. Ha spiazzato tutti, anche la maglia bianca oggi indossata da Maria Novodoskaya. E poi la classifica degli italiani, la migliore è stata Lara Viecelli, la maglia arancione per questa, eccola qui, la vediamo nelle immagini, Lara Viecelli decima ieri all'arrivo. Mentre le maglie speciali, la maglia gialla era andata ovviamente a Sierra Arlenis perché è la vincitrice di tappa. La maglia dell'eleganza, la maglia nera, è stata data a Elena Lucchinelli della rappresentativa del Veneto. Qui invece vedete patron Brunello Fanini, l'assessore allo sport del comune di Capannori, Lucia Micheli, che erano lì a fare le foto con le varie maglie. La maglia, abbiamo detto la maglia del miglior giovane, la russa Novoskaya, abbiamo visto la maglia della classifica a punti della Kartin Swinkels, la maglia rosa della prima classifica, la cubana Sierra Arlenis, la maglia arancione delle migliori italiane, Lara Viecelli. E poi c'è anche la maglia dei GPM, incredibile, ma è stata assegnata anche ieri alla Anastasia Ciursina. Qui siamo ancora con le immagini della macchina con sopra patron
Brunello Fanini e l'assessore allo sport del comune di Capannori, Lucia Micheli. Questo tratto di trasferimento, vediamo, siamo ancora con la bandierina a scacchi pronta a dare il via, ma siamo in un tratto di trasferimento, vediamo, si ride e si scherza tra tutti. Qui siamo al cimitero invece, per il cimitero dove riposa Michela Fanini. Qui vediamo proprio la macchina che si ferma, le atlete staccano il pedale, tutte ferme, per, eccolo qui, il ricordo di Michela Fanini. Patron Brunello Fanini in prima fila con l'assessore allo sport del comune di Capannori Lucia Micheli, poi le varie maglie, la maglia di miglior giovane, la maglia della prima in classifica, la maglia di leader della classifica, la maglia della classifica a punti. Qui il minuto di raccoglimento invece qui sulla tomba proprio della campionessa lucchese. Le varie maglie schierate, lo vediamo, il segno di ricordo di questa atleta. Le parole anche magari di patron Brunello Fanini in ricordo di Michela. Qui c'è stata, ora si riprende il via per questo trasferimento che arriverà sotto il traguardo e poi sarà dato il via ufficiale. Infatti vedete, le atlete sono sempre dietro la macchina di patron Brunello Fanini. Eccoli che stanno scorrendo le varie atlete che hanno preso il via a questo 24esimo giro della Toscana internazionale femminile, il Memorial Michela Fanini, ormai giunto alla 24esima edizione. Ormai siamo in procinto di arrivare sotto l'arrivo per andare poi a prendere il via. Eccolo qui, si passa sotto l'arrivo, non ci si ferma e Lucia Micheli sbandiera la bandiera a scacchi per dare il via ufficiale. Ricordiamo anche le varie formazioni che hanno preso il via: la Lecci Pollini, la Astana Women's Team, la Conceria Zabri Fanini, la Drops, la Minsk Cycling Club, la Mix Tre Colli Cirio Pro Cycling, la Russian National Team, la South African National Women, la Ukrainian National Team, la Israel National Team, la rappresentativa Veneto, il Team Illuminate, la BTC City Lubiana. Mentre con le immagini siamo passati al 15° chilometro di gara, gruppo compatto in questo momento, nessun attacco da segnalare, il gruppo è ancora compatto. Le atlete della prima in classifica, le atlete della Astana, del team Astana Women's, qui siamo invece con le immagini passati al 21° chilometro di gara, primo passaggio sotto l'arrivo, dicevamo, delle varie formazioni, alla Born to Win, alla Durka Paha, alla Nikeo Women's Cycling Team, la Euro Target Bianchi Vittoria, la Mat Atom Developer, la Servetto Piumate Beltrami TSA, la Mix Team North. Mentre qui siamo al 34° chilometro di gara, il primo traguardo volante, Michela Fanini evade un atleta dal gruppo. Si tratta dell'atleta della formazione della Minsk Cycling Team, Sharakova, che va a vincere il traguardo volante. Eccola qui che svolta ora, è sempre davanti al gruppo, si è già però fermata, forte di aver già vinto il traguardo volante. Siamo al 42° passaggio, cartello che indica 4 giri al termine e passa un atleta in testa al gruppo. Si trattava di Geppi della Conceria Zabri Fanini, che era in testa al gruppo a cercare di evadere. Abbiamo detto 42 km di gara percorsi fino ad ora. Per ora le big rimangono coperte, soprattutto perché c'è un Gran Premio della Montagna da affrontare, la salita delle Servette. Ora momentaneamente il gruppo è compatto, molto allungato ma rimane sempre compatto, l'abbiamo detto. Un atleta, abbiamo detto, della Geppi, della Conceria Zabri. Con le immagini siamo al 47° chilometro di gara. Siamo sempre situazione di gruppo compatto, molto allungato, lo vediamo. Tante le atlete che si stanno supponendo lì davanti al gruppo. Ora a fare l'andatura in questo momento è Bravek della BTC City Lubiana, formazione straniera. Tante le formazioni extranazionali, possiamo dire internazionale, questo Giro della Toscana. Le immagini della animatamente
Eccolo qui, siamo al 63esimo chilometro di gara, siamo ormai in procinto di passare sotto l'arrivo. Vediamo che la maglia della miglior italiana lì davanti, si tratta di Lara Viescelli. Qui c'è uno scatto invece, in questo momento c'è uno scatto, si tratta di un atleta della Servetto Piumet Beltrami TSA, la straniera, la Ajovka, che passa ora sotto l'arrivo il gruppo. Eccolo qui, gruppo che è passato a una quindicina di secondi di ritardo dall'atleta della Servetto Piumet Beltrami TSA. Eccola qui, siamo con le immagini proprio, siamo piombati con le immagini sulla battistrada. L'atleta della Servetto, Ajovka, eccola qui, pedalata possente la sua, percorso che si snoda tutto nella Lucchesia, la Lucchesia che è legata ovviamente a Michela Fanini, un percorso che è stato studiato per ricordare proprio Michela Fanini. Abbiamo visto prima dell'arrivo in questa prima tappa il passaggio dal cimitero per ricordare sulla tomba proprio l'atleta lucchese che è vincitrice del Giro d'Italia del 1994. Qui a Segromigno c'è un altro personaggio che deve anche a Michela Fanini un grandissimo grazie, perché in ammiraglia quell'anno c'era anche lui quando vinse il Giro d'Italia, ovvero Roberto Lencioni in arte Carube, lui che è stato per anni detto il meccanico dei professionisti, il meccanico di Mario Cipollini, è stato anche al fianco di Michela Fanini in quell'avventura rosa che portò alla vittoria proprio l'atleta lucchese. Qui con le immagini siamo piombati invece sul gruppo, il gruppo dietro che sta inseguendo, vantaggio della Ajovka di 15 secondi. Intanto le immagini vanno a cercare la maglia arancione e le speranze italiane della Lara Viescelli, la maglia arancione migliore delle italiane nel cronoprologo. Qui ancora le altre un po' più nascosta, l'atleta cubana vincitrice ieri. Siamo al 76esimo chilometro, il gruppo è tornato compatto. Vediamo che una formazione si è portata in blocco davanti a fare l'andatura, ancora coperte le big perché c'è una salita, la salita delle servette da fare ancora per 2 volte questa salita. Siamo con le atlete della formazione della Valcar che stanno facendo l'andatura tutte in blocco, dobbiamo dire. Siamo all'84esimo invece chilometro di gara, qui con le immagini sempre l'atleta della Valcar a fare l'andatura. Siamo al passaggio, siamo al quarto passaggio dall'arrivo e adesso si va a fare la salita. Ora si va a fare la salita delle servette, quindi in questo momento le big o coloro che aspirano a vincere questo giro devono muoversi, la classifica generale deve muoversi, si deve muovere qualcosa, assolutamente si deve muovere qualcosa. Siamo al 104esimo chilometro, l'inizio della salita delle servette, c'è uno scatto in testa al gruppo, l'atleta della Valcar, hanno lavorato per molti tratti, si tratta di Pirrone, di Elena Pirrone, eccolo lì, è proprio lei che scatta in questo momento, l'atleta italiana della Valcar che prova a fare l'andatura. È riuscita a prendere una cinquantina di metri, si è voltata un attimo per vedere dietro la situazione. Bella la pedalata della Pirrone che ha preso subito di testa, ha fatto lavorare le compagne di squadra nel tratto in piano, hanno chiuso sulla fuga. Dietro, occhio perché si muove un atleta della Lecce Pollini, con lei c'è la maglia rosa, la maglia di leader della classifica. Andiamo anche, si tratta di Paladin, la vincitrice dell'anno scorso della passata edizione. Con lei viaggia l'attuale maglia rosa, la leader della classifica, la cubana Arlenis Sierra. Queste 3 atleti, la Pirrone con la Paladin e la cubana Arlenis, la maglia rosa non si è scomposta, ha attaccato la Pirrone, stanno rientrando altre atlete. Rientra la Osning, bella la cronometro sua ieri, sta rientrando in questo momento anche l'atleta della VNT Rotor, si tratta di Sebastián González. Sono 5 gli atleti, 2 della Lecce Pollini, la Paladin e la Osning. Si gira la Paladin, guarda, vede che c'è la Osning, non si gira mai la maglia rosa, in controllo la cubana, la Arlenis, che non va neanche, non batte ciglio. Ha seguito subito la Paladin, 500 metri al GPM che viene vinto dall'atleta della Lecce Pollini. Vediamo, c'è lo scatto, vediamo, c'è la volata.
c'è la volata che va a vincere proprio la Paladin davanti alla Arlenis Sierra. Poi in terza posizione atleta la Magnaldi della UNT Rotor Pro Cycling, davanti alla compagna di squadra la Sebastián González. Abbiamo visto, ci siamo voltati un attimo, eccolo qui, sta arrivando l'atleta della Arom Italia Baiano, eccola qui, sembra essere la Balducci, ed è così, è Michela Balducci che è rientrata. Occhio perché lei quest'anno ha colto diversi piazzamenti, tra cui anche nel Giro delle Fiandre femminili. Sono 5 atleti al comando, un dentro farà piacere anche avere un'atleta italiana, toscana soprattutto, come la Balducci dentro a questo gruppetto. C'è la Paladin, la maglia rosa però non si è scomposta. Sulla salita ha provato la Pirrone, non c'era davanti, aveva fatto lei l'andatura per provare ad andare via, si è rientrato subito. Cartello che indica un giro al termine, eccolo lì. 110 km percorsi fino ad ora, siamo ormai, il gruppo è tornato, diciamo, compatto, siamo al suono della campana. 110 km percorsi, mancano 23 km all'arrivo, si va a fare la seconda ascesa della salita delle Servette e poi l'arrivo finale che vedrà chi potrà vincere questa prima tappa. Con le immagini vediamo che il gruppo si è rinfoltito ancora di più perché sono rientrati diversi atleti. Davanti vediamo in blocco una formazione, poi dietro anche le atlete che stanno proteggendo la Arlenis, ma in questo momento non avrebbe bisogno di essere molto protetta, solo da qualche problema meccanico, da qualche possibile caduta, perché in salita non ha battuto ciglio quando la Paladin è andata a rincorrere la vincitrice dello scorso anno, è andata a rincorrere la Pirrone, rientrata con agilità anche sul GPM, mentre brava anche il duo della formazione della UNT Rotor Pro Cycling, la Magnaldi e la Sebastián. Eccolo qui ancora, le immagini sono sul gruppo compatto. Fino a qui percorsi 120 km di gara percorsi, mancano solo 13 km di gara. Davanti le atleti della formazione della Drops a fare l'andatura della Lowden, erano in blocco e le sue compagne di squadra si sono un po' tolte dal davanti, erano in blocco, erano 4-5 atleti della Drops, la Lowden è rimasta da sola. Siamo ancora con le immagini sulla corsa al 125esimo chilometro di gara percorsi, molte bene le atleti della Lecce Pollini, anche sempre molto attive. Si tratta della Van Golof lì, che è riuscita a portare via un drappello di uomini, un atleta. Si tratta della formazione della BTC City Lubiana, è Radotic che ha provato l'attacco, con lei viaggiava la Silvestri della Euro Target Bianchi Vittoria, e poi abbiamo detto della Lecce Pollini la Van Gelov. Stanno cercando di prendere un po' di margine prima dell'inizio della salita. Passa ora a fare l'andatura l'atleta della formazione della Euro Target, la Silvestri. Loro hanno la fidanza in buono stato di forma anche lei, mentre però vediamo il gruppo è tornato compatto. 125 km fino ad ora fatti, manca ormai pochissimo all'inizio della salita e manca poco ormai all'arrivo. 133 km era la gara, la prima tappa in linea. Ieri il cronoprologo vinto, abbiamo detto, dalla cubana, che comunque nonostante vada forte a cronometro è riuscita a fare un bel numero anche in salita, perché le altre maglie dei davanti non c'erano. Con le immagini siamo già sulla salita delle Servette, 129esimo chilometro di gara, non si muove niente, sono le atlete lì davanti della UNT Rotor Pro Cycling, le compagne di squadra della Magnaldi, che durante la prima ascesa aveva fatto un buon recupero. Ci sono anche le maglie della Astana, Team Astana Women's, che stanno proteggendo la cubana Arlenis per provare a mantenere lì davanti la leader della classifica generale. Si porta subito a fare l'andatura la formazione della Astana. Si trattava, abbiamo visto ora l'atleta della Astana, sembrava essere la Popatova, sta facendo l'andatura, stanno cercando di mettere in terza ruota la Arlenis, non sappiamo se è la Paladin in seconda ruota, la vincitrice dello scorso anno. Bella la pedalata della cubana, il forcing della Astana per scremare il gruppo.
si sta facendo veramente difficile ora. Siamo in salita, vediamo un atleta della Lecce Polini, potrebbe essere la Paladin, la vincitrice dello scorso anno. Si portano davanti ancora le formazioni della VNT Rotor Pro Cycling. C'è uno scatto di un atleta della Lecce Polini, dovrebbe essere la Paladin con la ruota alla Arlenis. Non gli molla un metro, l'ha vinta l'anno scorso, vuol provare a rivincere. Ora svolta e ci sarà il, diciamo, eccolo qui, un'altra svolta, e poi ci sarà il GPM. Il secondo GPM, il secondo e ultimo, sembra essere proprio lei, la Paladin. La Paladin davanti all'Arlenis, poi un'altra compagna di squadra, dovrebbe essere, no, questa volta è sempre la Osning, bravissima. A vincere è stata sempre la Paladin, il GPM, davanti all'Arlenis in seconda posizione. Si porta ora davanti, è sempre da sola l'Arlenis, non ha compagni di squadra, mentre sempre con la Paladina, sempre la Osning, come la Magnaldi, ha sempre una compagna di squadra. Infatti la VNT si porta lì davanti. Siamo ormai alla termine della discesa, prova all'allungo l'atleta della VNT Rotor Pro Cycling. Andiamo anche a identificare di chi si tratta. Si tratta della Magnaldi, è proprio lei che sta provando a evadere dal gruppo. Avevamo detto che aveva un'altra compagna di squadra, doveva essere la Sebastien, però vanno subito a chiudere. Sono la Lecce Pollini con la formazione anche della Astana. Si tratta della Shekel che è andata a chiudere. Siamo in procinto ormai di andare verso l'arrivo. Eccolo qui, sempre ora si portano avanti le atlete della Lecce Pollini. A fare l'andatura ora è la Paladin davanti alla Osning, poi altre atlete, vediamo chi. Eccole qui, siamo con la Paladin e la Osning in prima e in seconda posizione. 2 km dall'arrivo ormai, è vicina la volata. Ultimo chilometro, cartello di Segromigno in piano. La Arlenis in terza ruota. Si va a una volata a ranghi, si volta l'Arlenis a cercare una compagna di squadra. Sarà volata, occhio all'atleta della Roma Italia. Hanno in Michela Balducci una ruota molto veloce, ma stanno risalendo anche le altre atlete, anche la maglia arancione della Viecelli lì davanti. Un gruppo abbastanza folto. Si andrà a giocare questa prima tappa in piano, questa prima tappa in linea di questo 24esimo Giro della Toscana. Siamo ormai vicino, 500 metri all'arrivo, 500 metri all'arrivo ormai. Siamo con in fondo al gruppo anche della nazionale ucraina. Ora si svolta a sinistra e ci sarà la volata, perché manca poco ormai, La volata è stata già lanciata, l'abbiamo vista. È già stata lanciata la volata. È già stata lanciata. Vediamo, lasciamo correre, andiamo dalla telecamera fissa tra poco. Eccola qui la telecamera fissa. Eccola qui, c'è la maglia della Lecce Pollini davanti alla Osning che prende la testa, prova a rimontare la cubana, la Arlenis, ma niente a fare, la vittoria della Osning davanti alla Sierra Arlenis, a rasa le levite. Quarta Michela Balducci, quinta Diana Klimova, sesta Aurelia Nerlo, settima Ilaria Sanguinetti, ottava Tasana Sharakova, nona Maria Novodolskaya e decima Spela Kern. Qui ancora altri arrivi, la vittoria della Osning, la maglia rosa che viene comunque mantenuta dalla Sierra Arlenis, la maglia punti che passa sempre sulla Sierra Arlenis, ma che va a un'altra atleta della Lecce Pollini, questa volta alla Osning, mentre la maglia di miglior giovane rimane sempre alla Novodolskaya, piazzata anche nei primi 10. Con con la vittoria della Osning possiamo andare alle interviste di rito con i protagonisti. Viene dall'Australia la vincitrice di Segromigno, dalla lontanissima Australia la forte sprinter di Lecce Pollini, Chloe Hosking. Chloe, che grande sprint oggi dopo 2 passaggi sulla salita del Segromigno. Chloe, what a sprint today after several climbing in Segromigno, a hard stage. Yeah, it was a really fun stage. I really liked the 2 finishing circuits with the climb, and I had a lot of great team support, and it was important to win today for my team. Molto importante, dice nel finale, vincere oggi per la mia squadra. Ho potuto capire come era fatta la salita al primo passaggio, grazie alla squadra sono riuscita a rimanere davanti. Your dedication for your victory of today?
La dedica di oggi. Just to the LA Cipollini team. They've had a really, strong year, but not so many victories. And so to come to Italy and get a win, and also Karl-Heinz Winkel's third place yesterday, and we try again tomorrow. So to the LA Cipollini team. La dedica a tutto tondo alla squadra, dice la Hosking. Anche ieri abbiamo provato a vincere il prologo, da parte mia non ho vinto tantissimo, quindi il successo di oggi lo devo sicuramente alla squadra. Franco Fanucchi, vice sindaco di Porcari, la tappa di oggi è triangolata Segromigno, Porcari, Segromigno, quindi siete protagonisti diretti di una tappa davvero vissuta col cuore nel nome di Michela, interpretata alla grande dalle atlete con condizioni meteo favorevoli, insomma ingredienti che hanno fatto della giornata di oggi qualcosa da incorniciare. Sicuramente sì, il percorso si presta benissimo, come ormai da 24 anni a questa parte. Le nostre strade sono costantemente, diciamo così, praticate da amanti e oggi dalle professioniste che sono, oltre ad essere brave, sono anche belle. Quindi noi come amministratori locali non possiamo essere che felici di questa manifestazione che con costanza Brunello porta avanti da 24 anni e ci prepareremo sicuramente al meglio per il 25esimo dell'anno prossimo. Quindi le nostre porte a Brunello sono sempre aperte, come lo sono sempre state. Lucia Micheli, assessore alle attività sportive qui nella città di Capannori. Insomma, parlare di ciclismo con Brunello Fanini in un contesto come quello di Capannori chiude in maniera ideale il cerchio della passione che la popolazione e un po' tutti avete per Michela Fanini, ma per tutto il mondo delle due ruote. Assolutamente sì, questo è proprio un concetto centrale, eccolo Brunello. Sì, tantissimo affetto per le strade, questo è quello che abbiamo riscontrato oggi. Ringrazio Brunello che mi ha fatto l'onore di farmi partecipare a tutto il giro sull'ammiraglia e ho proprio toccato con mano la grandissima passione che ha il nostro territorio per questo sport, per questo nome e per il nome di Michela Fanini, che veramente resta indimenticata e indimenticabile. Una bellissima manifestazione, veramente stupenda, e ringrazio di nuovo Brunello per tutto questo. Brunello Fanini, se il cuore batte forte per 3 giorni, oggi sicuramente di più, perché è la tappa di Michela nella piazza dedicata a Michela sulle strade di Michela. Felicissimo di questa giornata, come tutti gli anni viene sempre meravigliosa. Ho tanti amici, tanta gente, tanti collaboratori, perché ricordando Michela tutti si impegnano e vengono le cose fatte bene. Oggi è stata una bella festa, una messa di Michela, tanta gente, tanto pubblico, niente sul percorso, non è successo niente, quindi la bellezza anche della manifestazione è questa. Quindi vi ringrazio tutti i miei collaboratori, e Michela purtroppo non c'è più, però la ricordano, si ricorda tutti gli anni nelle nostre manifestazioni, piazze, vie e piste ciclabili, quindi per me è come se ci fosse ancora.